Eder. Mech. Pallister. Ciao carissimo Eder, un saluto da Chivasso. Stasera a quarto grado parleranno di noi e delle nostre ultime novità date sul canale. Per questo voglio condividere anche l'ultima scoperta fatta dal nostro team con i tuoi followers. Il dato riguarda, come da titolo, i gas putrefattivi e la prova finale del raffreddamento del corpo di Lily. Il fatto è definitivo e possiamo gridarlo ai 420. La stessa Cattaneo cerca la conferma e noi vi anticipiamo il dato. Il fatto che fossero assenti i gas putrefattivi significa una cosa sola, che il corpo è stato raffreddato, perché posto in luogo freddo a 0 gradi max, ma vi è di più in merito. Sempre la Cattaneo sta cercando di approfondire proprio ciò che solo noi abbiamo detto giorni fa e riguarda l'assenza della rigidità che ha solo il collo di Lily, a dimostrazione del fatto che è stata soffocata manipolando a pressione il suo collo. Ciò ci riempie di gioia e siamo contenti di aver contribuito alla soluzione del caso a livello medico-legale, con una conferma dell'aggressione e del soffocamento effettuato da mani terze contro Lily, che poi è stata portata in luogo freddo ed umido nelle alture del Carso sopra Trieste, per cui oggi diciamo a tutti: avanti tutta per Lily, a presto. Il caso di Liliana Resinovic continua a essere avvolto nel mistero, con la seconda fase di indagini che si concentra su aspetti chiave per determinare le cause e le circostanze della sua morte, a distanza di oltre 3 anni dal ritrovamento del suo corpo. Il processo investigativo è stato recentemente prorogato per consentire un approfondimento degli elementi medico-legali e scientifici emersi nel corso delle analisi preliminari. La professoressa Cristina Cattaneo, rinomata antropologa forense, insieme ai medici legali Stefano Tambuzzi e Biagio Eugenio e all'entomologo forense Stefano Vanin, è incaricata di condurre una perizia collegiale complessa. L'obiettivo è stabilire con precisione l'epoca e le cause della morte di Liliana, verificando se siano attribuibili a un gesto autolesivo o all'intervento di terze persone. La proroga richiesta dal team di esperti appare legata alla necessità di approfondire alcuni dettagli emersi dalle prime osservazioni, in un quadro investigativo che si arricchisce di nuovi elementi ma che al contempo lascia ancora aperti molti interrogativi. Durante la seconda autopsia sono state individuate alcune lesività che potrebbero essere significative per ricostruire gli eventi. Una lieve frattura alla lamina della seconda vertebra toracica, una piccola ferita sopra lo sterno, un'emorragia sotto la mano destra, oltre a lesioni già note dalla prima autopsia. Questo complesso lesivo, secondo le indiscrezioni, sembrerebbe difficilmente compatibile con l'ipotesi di una caduta accidentale, avanzata inizialmente dal primo medico legale. La complessità delle lesioni osservate rende necessario stabilire con precisione la loro origine e il meccanismo con cui sono state prodotte, tenendo conto delle caratteristiche del contesto in cui il corpo è stato ritrovato. Inoltre, le attività peritali mirano a chiarire se il corpo presentasse segni riconducibili a un'aggressione o se le lesioni siano compatibili con uno scenario di suicidio. Un altro aspetto cruciale riguarda il tempo di permanenza del corpo nel boschetto dove è stato trovato. Gli insetti rinvenuti sul cadavere, in particolare formiche, non avrebbero mostrato segni di alimentazione sul corpo, suggerendo una possibile anomalia. Tra le ipotesi avanzate, si ipotizza che il corpo possa essere stato esposto a un raffreddamento anomalo che lo avrebbe reso meno appetibile per la fauna necrofaga. Parallelamente, l'analisi del microbiota, ovvero l'insieme di microrganismi presenti naturalmente nell'organismo, potrebbe fornire ulteriori informazioni sulla dotazione della morte. Questo metodo, ancora in fase sperimentale e utilizzato nei laboratori di Londra, potrebbe rivelarsi utile, ma la sua applicazione resta complessa e il suo valore probatorio potrebbe essere considerato debole. La proroga richiesta potrebbe essere motivata dalla necessità di integrare questi risultati con altre analisi scientificamente consolidate.
Le indagini non si limitano agli aspetti medico-legali, ma includono anche approfondimenti su altri fronti. Il GIP Luigi Dainotti, respingendo la richiesta di archiviazione il 13 giugno 2023, aveva disposto un'indagine per omicidio volontario e sequestro di persona, individuando 25 punti da approfondire. Tra questi, spiccano l'acquisizione degli account digitali di Liliana, l'analisi dei dispositivi elettronici di Sebastiano Visentin e Claudio Sterpena, nonché dei tabulati telefonici di altri soggetti coinvolti, l'analisi dei dati GPS, incluso il tracciato della GoPro che Sebastiano avrebbe indossato durante il giro in bici il giorno della scomparsa di Liliana, potrebbe fornire dettagli significativi sulla dinamica temporale e spaziale degli eventi. Inoltre, sono stati richiesti specifici esami genetici e tecnico-informatici per chiarire eventuali incongruenze o identificare tracce utili ai fini investigativi. La morte di Liliana Resinovic, inizialmente considerata un possibile suicidio, ha assunto contorni sempre più complessi con il progredire delle indagini. La seconda fase di accertamenti, in cui si inserisce la perizia affidata alla professoressa Cattaneo, sembra essere orientata a fornire risposte certe ai quesiti posti dalla procura e a individuare eventuali responsabilità di terzi. La proroga nella consegna della perizia appare giustificata dalla necessità di un'analisi corale e approfondita, che tenga conto di tutte le evidenze emerse. L'obiettivo è garantire che ogni elemento, dai riscontri medico-legali alle prove scientifiche e informatiche, venga esaminato in modo scrupoloso. Rimane ancora difficile stabilire se gli esiti delle indagini confermeranno l'ipotesi iniziale di suicidio o se si arriverà a sostenere un'azione omicidiaria. In ogni caso, l'accuratezza e la completezza delle analisi condotte appaiono essenziali per arrivare, dopo oltre 3 anni, a una verità definitiva sulla morte di Liliana Resinovic. E c'è anche un altro elemento proposto da me 3-4 giorni fa in un video che è finito all'attenzione della Cattaneo. Il mio stato d'animo da vedovo affranto. Ieri in sauna e durante le feste